Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi ci troviamo nuovamente in una nuova conquista, stavolta nella seconda mappa di questa espansione, ovvero Achibaba, eccola qui. E vediamo un pochettino di farci una bella partita, vi faccio vedere questa mappa che è molto interessante. Però prima di tutto volevo innanzitutto entriamo con la doppietta di ieri un attimo per farci un giro. Però poi volevo provare qualche altra classe, qualche altra arma e vedere di portare avanti qualche nuova missione, soprattutto per il supporto. Ci sono delle armi molto interessanti che vorrei sbloccare. Allora andiamo avanti, vediamo che possiamo. È una mappa davvero molto interessante. Qui un'atmosfera desertica fenomenale. Stavolta siamo l'Inghilterra. Andiamo verso E. Vediamo se riusciamo a fare un paio di uccisioni in questo turno. Attenzione. Allora, andiamo con calma. Qua c'è il primo posto di blocco. Vediamo se possiamo prenderlo subito. Ok. Vai. Non c'è nessuno. Benissimo. Vai. Con l'assalto è anche una buona idea tenere la granata a gas, perché con questo fucile può essere davvero letale. Gli avversari non possono tenere la mira fissa e quindi possiamo ottenere vantaggio. Dai. Ehi. Dov'è? Carica. Carica, amico mio. Bravissimo. No, lo sapevo, vabbè. Di dietro. Non importa. Allora, continuiamo. Obiettivo B perso, va bene. Vediamo un po' che cosa abbiamo qua col supporto. Stavo pensando, questa l'ho sbloccata da poco. Volevo soprattutto sbloccare una di queste. Guardate un po', sono molto interessanti. Vedete, segui 25 uccisioni con bar da trincea. Sì, sono delle armi davvero molto interessanti. Vediamo se possiamo fare qualcosa con questo bar. Eccolo qua, 1918 trincea, l'avevo già sbloccato. Addirittura ho la mimetica dorata. Eccolo qua, ragazzi, amici miei, facciamoci sta bella bandiera. Ok, andiamo qua, ormai questa l'abbiamo super presa. Chi è che ha bisogno di munizioni? Ecco qua. Vai. Tanto proviamo a fare queste uccisioni con questo fucile. Vai. Vai, ehi là. Visto che molti di voi sono contenti dall'idea che ho di prendere Tropico 6 quando uscirà, e mi hanno detto di fare qualche video per quanto riguarda il genere gestionale. Perché? Cioè, tutti sti uomini se la prendono sempre con me, perché siamo molto lontani. Questo fucile ha appena 20 colpi, dobbiamo essere rapidi e precisi. Molti mi hanno detto, vedi di fare SimCity mentre aspetti, oppure qualche altro gioco gestionale per portare questa nuova categoria sul canale. E scrivete ragazzi nei commenti se state giocando a qualche gioco gestionale in particolare, così io magari lo guardo, vedo se mi piace e in caso appunto lo compro. Vediamo un po'. Ho visto anche molti commenti di persone che mi seguivano dall'epoca di The Sims 4. In effetti su The Sims 4 ci ho fatto, se non sbaglio, una, massimo 2 serie. Poi non ne ho fatte più. Tanto qua abbiamo la granata a gas, 18 punti di danno. Dai ragazzi, questa mappa assomiglia a un'altra che c'era appunto nella prima espansione, diciamo nel gioco base. Ok. Tanto stiamo spingendo in avanti sulla collina, forza ragazzi. Andiamo. Siamo nella squadra Edward intanto. Siamo proprio arrivati nel posto giusto. Ho abbastanza scarti anche per acquistare un forziere. Adesso appena finisce la partita lo prendo. Allora, postazione E. Bravi. Ok. Vai, 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 vai. La conquista però non è una delle partite che, una delle modalità che adoro. Di solito preferisco la corsa. Solo che nella modalità corsa non gioca quasi nessuno. È impossibile trovare una partita corsa ogni volta. Ok. Allora ragazzi, ne dobbiamo fare 25. Questa è la prima. Ci hanno visto. Ci hanno visto, quello l'ho quasi distrutto. E che c'è questo effetto, diciamo... Ah, peccato, ne ho fatte 3. Che pistola ho?
Pur tutti hanno questo bar da trincea. Qual è la pistola secondaria che abbiamo qua? Vediamo. Ah, sì, sì, sì. Ma non è granché, però teniamola. Mi piaceva l'estetica di questa pistola. Ehi, che succede qua? Chi c'è? Infliggi 1500 punti. Adesso ci ricordano le missioni proprio una dietro l'altra. Eccola qua, sta pistolina qui, stranissima. E poi c'ho il pugnale da cosacco. Questo qua l'ho sbloccato nell'espansione, quella lì dello zar, lì, della Russia. Non mi ricordo precisamente come si chiama. Mitragliatrice nemica! Mitragliatrice. Vediamo, 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 vediamo. Se non sbaglio devono rilasciare ancora un'altra espansione dopo questa. È l'ultima, mi pare che si chiama Apocalypse, qualcosa del genere, l'ho vista ieri. Ah, no, peccato. Guardate quello lì, messo a terra, lì, che stava tranquillo e ci ha fatto a pezzi. Vediamo un po', granata a gas, io la toglierei e metterei granata a frammentazione classica. Sì, sì. L'unica cosa che non mi piace di queste mappe nuove è che non ci sono veicoli da terra. Io preferisco i veicoli da terra come i carri armati e altre cose. Intanto ci stanno prendendo l'obiettivo D. Come siamo messi? 4 uccisioni. Vediamo, vediamo, Abbiamo vediamo. conquistato l'obiettivo Bravo. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo qua. Sembra tutto a posto. Forza, forza. Chi c'è qua? Mettiamo, e qua finisce purtroppo la mappa. Forza ragazzi. No, 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 no. Ok. Ce ne sono diversi dietro quel muro. Date un'occhiata alla minimappa. No. No, dai. Vediamo se qualche medico riesce a tirarci su. E non se ne frega. Meno male questo qui. Eccolo qua. Grazie amico mio. Facciamoci un giro da questa parte. Peccato, peccato. Intanto l'ho preso alla testa. Martini Henry, fanteria. C'è stato un momento appunto che ho usato solo il Martini Henry. Pensavo che tutte le armi su Battlefield fossero a colpo singolo, per fare appunto quella missione lì del 300, delle 300 uccisioni col fucile. Ok, mamma mia, qua stanno distruggendo tutto. Ci stanno bombardando anche col Napalm. Eccolo. Vai. Tenete giù la testa! Ne abbiamo fatte 6 per adesso. Questo fucile spostati. Ok, è che si è nascosto nella nebbia. Vabbè. Addirittura con la balestra da lancio. Meno male che c'è il nostro Dottor House vicino che ci vuole alzare. Dai, dai, non te ne infischiare. Siamo importanti per la causa, dai. Se ne fregano, guardate, 13 metri. Niente, niente, ci hanno ormai lasciato qui sul campo di battaglia a morire. La partita però sembra sempre abbastanza equilibrata, come quella di ieri. No, levati la maschera. Che c'entra sta maschera? Dai. Vediamo dove sono. Ah, ci sparano da tutte le parti. Guardate la minimappa. Destra, sinistra, su, giù. Andiamo là. Un po' di munizioni. Ecco qui! Mamma mia, guardate un po'. C'è una nube di fumo ed eccoli tutti qua, dai. Eccoli, assistenza a soppressione. Mamma mia. Vediamo un po'. Tanto stiamo vincendo. Sempre 3 obiettivi su 2. Passiamo dall'altra parte. Facciamo un giretto di qui. Vediamo se possiamo prendere questo obiettivo. Dai, dai, dai. Sembra il Grand Canyon. Eccolo qua. Mia. Lancio una granata! Attenzione! Non l'avevo visto. Cioè, con tutto questo fumo è impossibile riconoscerli. Vediamo se c'è qualche medico qua vicino, ma questo se ne frega pure lui. O sì, se ne frega, non se ne frega. Vediamo un po'. Eccolo, forse ci ha visto. Forse ha capito. Niente, non ha capito che il ruolo che deve fare. Passiamo qua. Allora, passiamo qua. Passiamo qua. Questa è una pessima posizione. Qua siamo troppo alti e non siamo completamente protetti. Ecco, subito granate. Vediamo se possiamo togliercela.
Bene. Stiamo perdendo l'obiettivo Delta. È pessima mira. L'obiettivo Alfa. Dai ragazzi, dateci una mano. Abbiamo conquistato l'obiettivo Ottimo. Là c'è una mitragliatrice nemica! Ho paura che qua ci fanno secchi, ce ne sono troppi. Siamo in un punto proprio pessimo. Vediamo un po'. Eccone uno. Tempo di merda. Ma che dice questo? Ah! Dov'è? No, peccato. La Mars Automatic. Sì, quest'altra pistola è una... Mi sembra che Battlefield l'ha nominata una delle pistole più potenti del gioco. Però peccato che è molto, ma molto imprecisa. Vai. Rientriamo. 479. Siamo ancora in testa. Ho preso davvero diverse mimetiche dorate per tante armi. Però ancora non sono riuscito a sbloccare uno di quei pugnalini lì o di quelle mazze. Però un bel suono questo fucile. Passiamo di qua. Ok. Siamo a metà e in vantaggio. Maledizione, maledizione. Abbiamo perso l'obiettivo Alfa. Però ci hanno visto, ragazzi. Abbiamo fatto troppo baccano. Eccoli. No, no. Mamma mia, 63 di danno gli ho fatto. Peccato. Peccato, peccato. Però non stiamo giocando tanto male. Discretamente. Non stiamo facendo chissà che. Vediamo che abbiamo qua. Mettiamoci una balestra da lancio. Perché non è che abbiamo quel coso. Non ci sono veicoli. Ok. 20 uccisioni in un turno le abbiamo fatte. Veramente? Come qua ne segna solo 11. Ste medaglie sono un pochettino strane. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. 76. Sto fucile fa malissimo. Conquistato l'obiettivo Delta. Però per bilanciarlo un po' hanno dovuto abbassare i colpi nel caricatore. Palestra di lancio ce l'abbiamo. Proviamo un colpo così. Individuazione. Vai, palla insanguinata. Dai ragazzi, tutti che spawnano qui. Prendiamola subito. Boom. Meno male che abbiamo anche le munizioni. C'è un mortaio nemico. Oh. Ah, dobbiamo infliggere 1500 punti di danno con questa mitragliatrice leggera. In generale con una mitragliatrice leggera, però questa va bene. Quella che stiamo appunto per sbloccare è una mitragliatrice pesante, a quanto ho capito. Vai. Prendiamo questa base che è importantissima. Cattura conquista, perfetto. Facciamoci un giro, facciamoci un giro. Attenzione! C'è un Fatto a ricognitore! pezzi, bravo. Vai, 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 vai. Punto D. Punto D. Qua non c'è nessuno. Perfetto. Forza ragazzi. Forza. Forza, guardate, è pieno qua. Dove sono? Fatemi vedere. Fatemi vedere. Ah. Ah, eccoli. Granata lanciata, attenti! Ok. E spostati, maledetto, no! No! Vai, meno male qua c'è tutto il plotone pronto a difenderci, ad aiutarci. Guardate a quello. Buono, buono, buono. Ah, c'è anche una missione con questa pistolina. Siamo pieni di missioni. Balestra pronta. Questa è la balestra di Hagrid. La balestra di Hagrid. Dai, dai. Dai. Ma dove sono? Ah, eccolo, 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 l'ho visto, è là sotto. È molto distante. Pronte delle munizioni! Ecco le munizioni.
Non lo vedo, non lo vedo. Avete proiettili di scorta? Sì, ce l'abbiamo. Dov'è? Oi, buono. Buono. Maledetti. Occhio! Granata lanciata! Ecco le munizioni! Vai, vai Agri. Buono, stavolta stiamo giocando molto meglio. Siamo molto più concentrati. No, vai. Ci vedono qua dentro, ci vedono. Munizioni! Prenditi le munizioni. Abbiamo perso l'obiettivo Bravo. No, no, qua. Aspettate, aspettate, aspettate che c'è uno in questa casa, guardate. Abbiamo perso l'obiettivo Andiamo. Charlie. Eccolo. È là dentro, ma non possiamo. Ma perché stiamo tirando così tanto la corda? Cioè, dobbiamo andare su E, siamo dentro la loro base. Nella zona di combattimento. Ma. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Cioè, siamo dentro la loro base. Vai. No, pecca. Vabbè, ma. Abbiamo. Meno male, guarda, meno male, meno male. Il medico l'hanno ammazzato, perfetto. Abbiamo conquistato l'obiettivo Sì, ogni Bravo. volta penso che non sto registrando perché c'è sempre ogni tanto qualche problema. Quando viene una partita bene si riescono a fare 2 uccisioni in più. Oh, ma non possono farmi spawnare qui, eh. Sì, dai, mi avete fatto spawnare proprio sotto il fuoco nemico e via che muoio. Non è possibile. Ma non è neanche possibile spawnare lontanissimo, dai. Dove devo andare? Qua, andiamo su D. Qua era pieno, io vado proprio dove c'erano gli avversari. Forza. Vediamo che c'è qua. È ingarbugliato. Entriamo nella nebbia. Vediamo chi c'è qua. Là. Levati sta maschera. No, se n'è andato. Gli abbiamo fatto un piccolo graffio. Ci sono cecchini. È pieno di cecchini. No, 96, l'avevo ucciso. L'avevo ucciso. Tutti con questo bar. Tutti con questo bar. 803. Ah, 500 ragazzi li stiamo schiacciando. Adesso stiamo prendendo il largo. Però ci hanno preso l'obiettivo A. Ci hanno preso l'obiettivo A. Andiamo qua. Che c'è qua? Tutta sta confusione. Munizioni ce l'avete? Siete a posto? Non avete bisogno. Charlie pure. Andiamo su A un attimo. Vediamo che c'è. Vai, vai. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Ottimo. Questo qua era addormentato. Forse dovevo ucciderlo. No. Dovevo ucciderlo col coltello. Ne ho uccisi 2? No. Ci hanno beccato, ragazzi. Ci hanno scoperto. Ci stanno tirando tutte le granate del mondo. Siamo con un chicco di vita. Adesso verranno e ci faranno a pezzettini. Eccoli. Peccato. Non so se ne ho ammazzati 2 di fila. Però 20 uccisioni in un turno forse adesso li facciamo. Ci manca l'ultima uccisione. Veramente ne facciamo 20 in un turno. Stavolta è andata molto meglio. E riusciamo a fare forse la medaglia. Grazie, ho scritto fai 20 uccisioni in un turno. Abbiamo conquistato Ricarica. l'obiettivo Alfa. Oh, basta. La granata che non è esplosa. Dove sono? Niente. Va bene. Dai, voglio fare la 20ª uccisione. No, come al solito che
non riesco a terminare la missione sempre per un'uccisione, la devo fare poi nella partita dopo. Andiamo qua. Questo è sempre il punto più bello. Oh, mi fate spaventare, eh. Ah, ma adesso l'abbiamo presa. Che stiamo andando a fare qua? Che fa questo? Ma che fa? Vuole riparare l'aereo, non mi dire. Ma vabbè, andiamo verso l'obiettivo E. Pensavo che l'obiettivo A ancora era nemico. Vabbè, andiamoci a fare un giro nell'obiettivo E. Speriamo di incontrare l'ultimo qua per strada e farci la 20ª uccisione, così prendo la medaglia. Ehi, c'è una mitragliatrice! Niente. Ah, eccolo qua, 20 uccisioni. Siamo molto meno precisi adesso. Via maschera. Andiamo di qua. Buono. Dai, dai, dai. Abbiamo perso l'obiettivo Delta. Buono. E abbiamo vinto. Benissimo, bella partita. Vi ho fatto vedere anche AC Baba. A voi il giudizio, secondo me, è più bella questa mappa, molto meglio, è più luminosa, si vedono meglio i nemici in quella, ogni volta uno dovrebbe mettersi gli infrarossi, appunto la maschera infrarossi, è durata 22 minuti. Stavolta abbiamo giocato bene, 21 uccisioni le abbiamo fatte, purtroppo la nostra squadra non è stata la migliore, però ce la siamo giocata molto bene. Voglio farvi vedere adesso, speriamo che ho registrato tutto. Allora, nelle statistiche siamo riusciti a fare parecchi punti, perfetto. Vediamo qua, in evidenza non abbiamo fatto niente, ok. Volevo vedere se posso sbloccare questo coso qui. Allora, andiamo qua da aprire, compriamo il Battle Pack superiore da 900. Come non ho scarti sufficienti? Ce l'ho. Ne avevo 900? Che non ce l'ho più? Come no? Ma io ero convinto di averli. Vediamo. No, forse... Ma io ero convinto veramente di averli. Boh. Vabbè, usciamo dalla partita, ragazzi. E vabbè, un attimo voglio tornare indietro. Voglio vedere se riesco ad aprire questo Battle Pack. Se no, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Scrivete nei commenti, appunto, come vi ho detto, i vostri giochi ai quali state giocando per adesso. Per esempio qualche gestionale interessante, così vi do uno sguardo, perché io al momento non ne ho visti proprio, cioè nel senso non mi sono molto addentrato nell'argomento. Vediamo un po' dove erano. Allora, negozio, Battle Pack dovrebbero essere qua. Pacchetto eroi. Ma non ne ho? Come può essere? Boh. Vabbè, mi ricordavo male. Allora ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.